Beh, direi che è una buona novità perché permetterà a chi avrà questo patentino di accedere a dei crediti speciali, tra virgolette. Il sistema camerale su questa partita c'è, noi con il Ministero abbiamo questo accordo e quindi formeremo i formatori in sostanza per poter mettere in campo questo nuovo strumento che il governo mette a disposizione delle imprese femminili. Certificazione, quindi defiscalizzazione, quali strumenti ancora? Sì, è una defiscalizzazione che quindi è un incentivo dove vengono valorizzate le best practices all'interno delle aziende che riguardano la donna in tutti i suoi aspetti, da come viene posto il lavoro all'interno dell'azienda, da come viene valorizzato e quali sono le prospettive per una donna che rientra dalla maternità. Insomma, ci sono tutti quei temi che questa mattina sono stati affrontati in questo convegno e credo che questa sia una risposta che dall'altro è una novità perché è proprio fresca di stampa di poche ore. Le donne hanno tante responsabilità, l'ho citato nei miei interventi di saluto, avevamo una presenza capillare in sala di figure importanti nell'economia, non solo come imprenditrici ma soprattutto con ruoli di responsabilità, quindi direi che si va sempre più in impegno della donna nei ruoli di guida del sistema economico nazionale veneto. Ma noi, allora vi do solo un esempio, guardate, noi quando ci siamo insediati abbiamo cambiato il nostro logo, anzi lo abbiamo integrato, ci abbiamo messo Dolomiti e la bellezza di fare bellezza impresa. Ecco, questo è nato proprio dall'ispirazione della vicepresidente, quindi c'è sempre una creatività che la donna può esprimere. Ho citato questo esempio ma potremmo citarne altre. La donna ha una visione diversa rispetto all'uomo perché ha 50.000 impegni di più rispetto all'uomo e quindi ha anche più opportunità nel poter portare delle idee rispetto a quello che l'uomo ha, quindi dare una visione più ampia. La riforma del Family Act è una riforma rivoluzionaria perché integra il sostegno alla genitorialità alle famiglie e ai servizi educativi con la promozione di lavoro di protagonismo femminile e giovanile. Siamo proprio alle ultime battute, in questa settimana è calendarizzato in commissione al Senato, arriverà poi in aula. La parte, quella dell'assegno unico universale, è già iniziato a entrare nelle famiglie italiane, per la metà delle famiglie che hanno già fatto domanda stanno ulteriormente aumentando le domande, da qui a giugno contiamo di arrivare sicuramente a coprire tutta la platea di più di 7 milioni di famiglie. 4,6 miliardi non erano mai stati investiti, l'investimento del PNRR, da qui al 2026 arriveremo in tutte le regioni al 33% dell'offerta, ma la media nazionale deve arrivare al 50% dell'offerta. È davvero una rivoluzione. Il Veneto è una realtà dove la presenza di asili nido è abbastanza in media con il contesto europeo, ma anche qui serve ovviamente incrementare l'occasione, l'opportunità per i comuni di fare domanda per questi fondi, per queste risorse di 4,6 miliardi, rappresenterà, sono certa, anche per il tessuto produttivo del Veneto un passo in avanti. Ma io credo che la riorganizzazione del mondo del lavoro oggi debba coinvolgere anche le nuove dinamiche. Certamente l'esperienza del lavoro agile si deve integrare tra l'esperienza del lavoro a casa con quella in persona. È un'opportunità non solo per le donne, deve essere un lavoro che risulti più umano e umanizzato dall'armonizzazione tra la vita personale e quella lavorativa. Servono però infrastrutture, servizi territoriali, nuovi anche spazi, penso al co-working che può facilitare l'utilizzo anche da parte delle imprese di questo strumento. Il part-time involontario per le sole donne, ecco, invece questo noi lo dobbiamo proprio archiviare. In 13 anni abbiamo perso un bambino su 3, la popolazione sta invecchiando e il sistema economico e sociale diventa sempre meno competitivo. Dentro questo quadro è necessario quindi, come ha sottolineato anche il Ministro, intervenire sulle questioni della parità per civiltà, ma anche per semplice opportunità, perché il nostro sistema paese godrà di una maggiore parità che permetterà alle donne di accedere in modo più equilibrato al mondo del lavoro, non essere rigettate nei momenti di crisi come è stato nell'epoca del Covid, poter gestire i tempi del lavoro e i tempi della famiglia, e sappiamo, i dati ce lo dimostrano, che lavoro elevato porta con sé anche un tasso di natalità più elevato. Sì, i dati ci dicono che una donna desidera mediamente in età giovanile avere 2 figli, 2,1, 2,2. La realtà dei fatti ci dice invece che c'è un gap di libertà tra il desiderato e quello che si realizza nei fatti, perché nella realtà
Poi le complessità aumentano, non ci sono sufficienti servizi territoriali, troppo spesso le donne sono costrette a scegliere tra lavoro e vita familiare, troppo spesso sono schiacciate tra il lavoro di cura delle vecchie generazioni, i genitori anziani e i minori. Dentro questo quadro hanno un lavoro che molto spesso ha un gap salariale rispetto ai maschi, pari età e pari mansioni che va scontato.